Superbonus 110%, la Guardia di Finanza sequestra un consorzio di Napoli 110 milioni di euro di cui avrebbe beneficiato senza mai eseguire lavori commissionati dai clienti, molti dei quali nella Marca. Covid, focolaio, la casa di riposo Menegazzi di San Giuseppe, ma la situazione, spiegano ULSS 2 e ISRA, è sotto controllo. Covid in 2093 classi, ancora abbondi provvedimenti nelle scuole, si cercano con urgenza supplenti, crollo degli abbonamenti MOM, dal sindaco Conte al presidente della provincia Marcon, cambiare regole sulle quarantene o rischiamo la paralisi. Da domani è obbligatorio avere almeno il Green Pass base per l'accesso ai servizi alla persona come parrucchieri, tatuatori o centri estetici. I titolari bene per la sicurezza, ma resta il rischio abusivi. Fiamme del ricovero attrezzi, paura a Vazzola per la presenza di una bombola di GPL, i vigili del fuoco spengono il rogo prima che la situazione diventi pericolosa. Fibrillazioni in Casa Lega, Giampaolo Gobbo, anima del Carroccio in Veneto, si rivolge ai vertici regionali del partito, c'è un problema di comunicazione evidente, bisogna ripristinare il dialogo con la base. A giugno Treviso ospiterà un simposio internazionale dedicato all'intelligence, centinaia di esperti da tutto il mondo pronti a invadere pacificamente la città. Telespettatori di Antena 3, buonasera e ben ritrovati. Il telegiornale di Treviso e dunque la cronaca in primo piano. Parliamo di Superbonus 110% perché la Guardia di Finanza di Napoli ha sequestrato a un consorzio partenopeo 110 milioni di euro di cui avrebbe beneficiato tramite le cessioni del credito senza mai eseguire i lavori commissionati dai clienti, molti dei quali in Veneto e soprattutto nella Marca. Ci sono 21 indagati. È sfociato in un sequestro preventivo di quasi 110 milioni di euro di crediti d'imposta da parte della Guardia di Finanza il caso del consorzio SGAI di Napoli, sul quale la Procura della Repubblica partenopea ha aperto un'indagine ipotizzando che abbia truffato centinaia di clienti che gli si erano affidati per beneficiare del Superbonus 110%. Eseguiti perquisizioni e sequestri nelle abitazioni di 21 persone coinvolte a vario titolo nell'inchiesta e di 3 sedi di enti o società. Una perquisizione è stata eseguita anche nel Trevigiano, proprio nella sede di una società legata a SGAI, ma non sono stati sequestrati crediti. E nella Marca non risultano attualmente indagati. In pratica il consorzio è accusato di aver incassato i crediti ceduti dai clienti senza mai realizzare i lavori. L'inchiesta, oltre al Veneto, ha toccato anche Friuli Venezia Giulia, Abruzzo, Calabria, Lazio, Lombardia e Piemonte. Solo allo studio legale Bruschi di Vittorio Veneto si sono rivolti un centinaio di clienti raggirati residenti tra Treviso, Padova e Belluno. Noi stiamo procedendo con le querele per tutelare questo sequestro molto importante di 110 milioni di credito d'imposta è fondamentale, anche perché in base a questo auspichiamo di poterci costituire parte civile per tutte le persone lese e agire con una azione di carattere collettivo, una costituzione di carattere collettivo e appunto mettere in moto una giusta tutela di questi clienti che si trovano col cassetto fiscale di fatto bloccato, con la possibilità di essere accertati da parte dell'Agenzia delle Entrate e anche di dover corrispondere tutto l'importo del credito d'imposta, addirittura maggiorato fino al doppio oltre agli interessi. Secondo la Finanza, il consorzio a partire dal dicembre 2020 avrebbe beneficiato di oltre 109 milioni di euro di crediti d'imposta che ceduti a intermediari finanziari sarebbero stati monetizzati per un totale di 83 milioni. Le singole fatture emesse a nome dei clienti seguiti dallo studio legale di Vittorio Veneto ammontano mediamente a 60.000 euro e questo dà la dimensione di cosa rischino, se non tutelati adeguatamente, le vittime del presunto raggiro. Questa situazione merita un'importante tutela e quindi tutti coloro che si trovano in questa situazione devono assolutamente farsi assistere legalmente. Adesso il Covid e il focolaio alla casa di riposo Menegazzi di San Giuseppe. Situazione, spiegano ULSS 2 e ISRA, è sotto controllo. Per precauzione la struttura è stata chiusa ai visitatori per una settimana. Nella residenza Menegazzi abbiamo 6 persone che sono positive al Covid Omicron, tutte asintomatiche. In via precauzionale abbiamo pensato insomma di sospendere le visite per una settimana, considerato insomma che siamo nella settimana, questa è la prossima, insomma al clou della diffusione di questo virus. 6 ospiti positivi alla casa di riposo Menegazzi di San Giuseppe, che accoglie 250 anziani non autosufficienti. Un mini focolaio come ce ne sono molti nelle RSA trevigiane, dove sono attualmente 293
93, gli anziani positivi su un totale di poco più di 5.000, ma i ricoverati sono solamente 4, 104 invece i positivi tra i quasi 7.000 operatori. Noi mettiamo in atto tutte le precauzioni del caso e cerchiamo di contrastare questa ondata. Ad oggi possiamo dire che per l'esperienza che abbiamo maturato gli effetti sono estremamente limitati, niente ad oggi che possa assomigliare a un anno fa, proprio niente. Il periodo è però complicato dalle molte assenze nelle file del personale. Nelle sole case di riposo dell'ISRA sono 30 in questo momento gli operatori costretti all'isolamento. A questo si aggiungono gli effetti della cronica mancanza di infermieri. È un dramma l'assenza di infermieri, è un dramma l'assenza di medici, è un dramma che sta avvenendo adesso l'assenza di operatori sociosanitari. Credo che sia stata una programmazione scellerata da questo punto di vista. Noi, per dire, sono arrivati 6 infermieri dall'Argentina questa settimana e 6 arrivano venerdì prossimo. Spesso figli o nipoti di immigrati italiani che qui possono contare su uno stipendio 4-5 volte maggiore che in patria. Altri 13 infermieri sono arrivati invece dalla Tunisia. La speranza è che scelgano di restare anche a emergenza finita, perché il problema della mancanza di personale comunque perdurerà. Io spero che la politica utilizzi questa crisi per ripensare al sistema sociosanitario. Per esempio il PNRR si è completamente dimenticato dell'RSA ed è una gravissima colpa nazionale. Intanto slitta probabilmente a venerdì l'apertura del servizio di prenotazione dei tamponi per l'US2 attraverso il portale della Regione del Veneto. Era annunciato per domani. Il servizio sarà prima presentato dalla Regione stessa e permetterà, come già avviene in altre ULS, di accedere ai punti tampone con ricetta medica solo con prenotazione. Per la giornata di domani proseguirà dunque il modello fin qui conosciuto, con accesso libero ai punti di Altivole, Treviso, ex Dogana, Conegliano d'Erzo, Castelfranco, mentre restano dedicati al monitoraggio scolastico i punti di Casiere e Castelfranco. Le convenzioni con la clinica di Monastier, laboratorio Bios e San Camillo per l'effettuazione dei tamponi con ricetta medica è in fase di elaborazione e dunque anche in questo caso non è ancora attiva. Nel frattempo galoppa il contagio nella Marca, quasi 4.000 nuovi casi nelle ultime 24 ore, ma soprattutto la questione delle scuole. Era già record regionale ieri con 1.824 provvedimenti, lo è ancora di più oggi con 2.093, un boom di provvedimenti tra isolamenti e quarantene. Intanto in alcuni comuni come Asilea si cercano urgentemente supplenti anche attraverso i social, crollano gli abbonamenti di MOM e le istituzioni chiedono al governo di cambiare le regole sulle quarantene o altrimenti si rischia la paralisi del sistema. Erano 1.000 soltanto alla fine della scorsa settimana, oggi sono già oltre 2.000, 2.093 per la precisione le classi della Marca sottoposte a provvedimento, 638 le quarantene, 195 le classi sia in quarantena che monitoraggio, un record regionale ma anche un puzzle sempre più complesso da comporre. Da sindaco dico che ormai questa gestione sta diventando davvero complicata sotto tutti i punti di vista, perché si rischia di paralizzare il sistema quando la stragrande maggioranza dei casi o è asintomatica o manifesta poco più di un raffreddore. Questa è la verità. Ovviamente massimo rispetto, perché all'interno delle strutture ospedaliere i ricoverati sono ancora tanti. C'è da dire purtroppo che la stragrande maggioranza di queste persone sono quelle persone che liberamente hanno scelto di non vaccinarsi, quindi dobbiamo cambiare strategia. E cambiare strategia significa recepire a livello nazionale la linea proposta a governo e CTS dal presidente Zaia, ovvero non considerare strettamente casi i positivi asintomatici, concentrando così le forze sui soggetti con sintomi. Si sta a casa 5, 6, 7, 10 giorni, quando in realtà si potrebbe responsabilmente continuare a lavorare, a vivere, ovviamente responsabilmente, quindi utilizzando la mascherina e cercando di evitare situazioni di contagio. Le ripercussioni sono concrete. A Silea, per esempio, la dirigenza dell'Istituto Comprensivo ha chiesto di veicolare un appello urgente per trovare nuovo personale. Mancano tra gli altri 24 docenti causa quarantena. Tanti isolamenti significa anche meno spostamenti. Ne sa qualcosa MOM. C'è stato un precipitare degli abbonamenti
abbonamenti, più di questo. Avremo il problema della sostenibilità dell'azienda, ma lì interverranno, io credo, verosimilmente a livello governativo. Ma c'è un'altra pandemia da tenere a bada, quella dei prezzi delle materie prime. Anche qui le istituzioni trevigiane guardano l'imminente Consiglio dei Ministri e alle misure sul caro bolletta che riguardano davvero tutti. Castelfranco Veneto, la gestione del calore a regime sugli 890.000 euro all'anno. Se la proiezione è questa, capiamo bene quali sono i numeri. Se si raddoppiano, in qualche modo dovremo andare a trovare quelle risorse. Speriamo che magari in questo decreto ristori possano trovare risposte anche come da nostra richiesta a quel grido d'allarme partito dai sindaci veneti che al momento sono rimasti esclusi dal bando della rigenerazione urbana. Domani il Consiglio dei Ministri, intanto oggi invece il primo tavolo di confronto regioni e governo sulle regole proprio di cui si parlava nel servizio. Una prima decisione è una frenata sulla riduzione a 5 giorni delle quarantene per i positivi sintomatici perché mancano ad oggi sufficienti evidenze scientifiche, dunque non si farà questa riduzione chiesta dalle regioni a 5 giorni delle quarantene per i positivi sintomatici. Ci sarà invece una rimodulazione del contact tracing con l'obiettivo di focalizzarlo sui sintomatici visti gli alti numeri dei contagi. Questi secondo l'ANSA i punti sui quali oggi si è raggiunta una prima condivisione tra Ministero della Salute e Regioni che è aggiornata la prossima settimana per arrivare a decisioni finali operative. Disponibilità inoltre a un aggiornamento per il conteggio dei positivi ricoverati, non includendo chi è entrato in ospedale per altre patologie. Questa era un'altra richiesta delle Regioni. C'è un'apertura su questo fronte. Domani, dicevamo, poi il Consiglio dei Ministri. Intanto, restando sul tema scuola, anche il punto di vista dei sindacati che ammettono dopo Natale era meglio ripartire tutti in DAD. La seconda settimana di scuola dal rientro dalle vacanze di Natale parte nella Marca con numeri esorbitanti di classi in quarantena o automonitoraggio e per chi resta in presenza una situazione di incertezza che i più vivono con una buona dose di fatalismo. Se devono fare la DAD, la devono fare, punto. Credo che le informazioni che verranno date saranno sufficienti e gli strumenti anche, spero. Prima di tutto la scuola in presenza, se questo può non si può sostenere, allora è estrema ratio anche la scuola a distanza, ma la scuola in presenza è da preferire assolutamente. Mettere anche i ragazzi in DAD mi sembra francamente eccessivo e spero di cuore, anche se dovessero riscontrare le positività, che non si vada a finire in questa maniera. Fin qui le famiglie, ma dall'altra parte quella della scuola. Il moltiplicarsi dei contagi tra i ragazzi e lo stesso personale rende ormai la situazione insostenibile, come spiega chiaramente Marco Moretti della FLC CGIL. Con l'introduzione del controllo dell'ultimo decreto legge, vale a dire per l'infanzia 1 un contagio, per la primaria 2, per i superiori 1, 2, 3, capisce che la procedura da seguire è come dire: io ho bisogno di una persona che segua solamente questo. Significa accantonare anche tutto il resto dell'attività. Senza parlare di tutte le problematiche ben note legate ai docenti, da ultima la sostituzione di quelli che non si sono vaccinati. Un quadro che rappresenta la conferma per il sindacato che andava ascoltato l'appello dei presidi a riprendere a gennaio le lezioni a distanza per tutti, almeno per 2 o 3 settimane, dando il tempo alla curva dei contagi di iniziare a flettersi. Non è questione di essere per la DAD, ma se abbiamo detto che la DAD non è la risoluzione dei mali, ma non è nemmeno il diavolo, non era pensabile che effettivamente in questa fase ci fosse una di stand-by per fare in modo che si quietasse la situazione generale e ci fosse anche la possibilità della organizzazione didattica e scolastica in genere per dare delle lezioni che potevano essere il più omogeneo possibile. Chiaro che questo si scontrava con la necessità dei genitori di recarsi al lavoro, ma nelle attuali condizioni le famiglie, dice, vivono comunque un disagio. Alla fine si ritrovano lo stesso a vivere una quarantena. Poi c'è un altro fronte, quello economico, quello dei negozi che dal 1° di febbraio vedranno arrivare l'obbligo di Green Pass per chi vorrà entrare in questi esercizi commerciali. Come sapete si attende anche
la decisione del governo su quali negozi avranno questo obbligo, i codici Ateco, un po' già se ne è parlato in questi giorni, anche ad esempio della questione tabaccai. Intanto Federmoda traccia un bilancio pesante dello stesso periodo di quest'anno rispetto all'anno scorso, 25% di acquisti in meno, nonostante fossimo già in pieno Covid. Un bilancio pesante confermato anche dai pubblici esercizi, troppe quarantene dicono. C'è proprio per questo motivo, per i tanti tamponi e i tanti positivi che vengono poi riscontrati, un grosso problema di terrorismo, passami il termine, nel senso che la gente ha paura di uscire perché ha paura di contagiarsi. L'incontro fissato oggi tra le regioni aveva proprio questo scopo: condividere la proposta, avanzata anche dal Veneto, di rivedere la definizione dei casi e rimodulare le quarantene. Tra quarantene cautelari, isolamenti e smart working ancora molto utilizzati, il risultato sono città deserte, il calo di fatturato per molti esercizi. Una denuncia che arriva dal presidente di Veneto Imprese Unite, da sempre a favore dell'obbligo di Green Pass nei locali per la tutela della salute, ma preoccupato per il drastico calo di presenze riscontrato nelle ultime settimane. Un trend in qualche modo confermato anche dagli ultimi numeri di Federmoda. L'afflusso ai negozi mediamente è calato rispetto all'anno scorso, che era un anno comunque pandemico, quest'anno del 20-25%. Un fattore di criticità nuovo è legato anche per Pomini agli effetti del moltiplicarsi delle quarantene. Il presidente di Federmoda spiega che per i negozi trevigiani ogni situazione è a sé. Tutti saranno però chiamati comunque a partire dal 1° di febbraio ad accettare solo clienti muniti di Green Pass base. Una misura che sicuramente andrà a tutelare la salute, ma che in taluni casi creerà competizioni anche all'interno delle stesse categorie di prodotti. Sembra che fuori, che non si potrà accedere senza Green Pass alle profumerie. In realtà nella grande distribuzione io potrò accedere senza Green Pass. Nella grande distribuzione i profumi si vendono. Si attende ovviamente la chiarezza proprio del DPCM per sapere quali siano i negozi esentati o meno dal Green Pass. Chi invece il Green Pass lo vedrà già da domani è la categoria dei servizi alla persona. Estetiste, parrucchieri ma anche tatuatori, quindi oggi l'ultimo giorno senza l'obbligo del certificato verde di base, lo ricordiamo. Allora il nostro viaggio. C'è ancora gente che non ha paura di questo virus e che continuerà a fare quello che ha sempre fatto, anche se io sono di parte perché io sono una cittadina che paga le tasse e quindi trovo ingiusto che la gente lavori a casa. Succederà come è già successo secondo me, anche prima, anche quando c'è stato il lockdown. Ho sentito gente che andava casa per casa. È ancora presto per sapere quanto il nuovo obbligo di Green Pass per accedere a servizi di estetica e acconciatura in vigore a partire da domani favorirà forme di abusivismo nella professione. Ma tra chi lavora da anni nel settore prevalentemente si respira una certa soddisfazione per una novità che va nella direzione di tutelare chi lavora ma anche i clienti. Sì, noi siamo pronti, abbiamo già scaricato qua l'applicazione e controlleremo il cliente quando entrerà in negozio. Comunque sì. Bisogna tutelare tutti quanti, anche i clienti, quindi sì, è giusto. Certo è che oggi, alla vigilia dell'entrata in vigore di questa nuova regola, non pare ci sia stato l'assalto a negozi di estetica e parrucchiere da parte chi non è in regola con la vaccinazione. Gli appuntamenti non hanno registrato particolari variazioni. Ci stanno chiamando in modo normale, cioè come sempre. Ovvio che ti chiedono se noi stiamo controllando e ovviamente noi rispondiamo di sì, che da domani ci sarà il controllo del Green Pass. Anche adesso loro chiedo vuoi guardare, ho detto sì, inizio domani. Noi già comunque ci siamo preparati a chiedere ai nostri clienti se erano vaccinati e la maggior parte ci ha detto di sì. Tra clienti che hanno già iniziato ad esibire il Green Pass all'ingresso e titolari che hanno anzitempo cercato di sondare la copertura vaccinale dei loro clienti, l'augurio è che la nuova misura non diventi occasione per dividere una categoria. Spero che tutti noi abbiamo l'accortezza di controllare e di darci una mano. Da domani sarà obbligatorio mostrare il Green Pass, sempre base, anche per tatuaggi e piercing e, come denuncia Confartigianato, anche per ritirare capi in pulitura. Per questo settore rimane la speranza di essere inserito tra i servizi essenziali per i quali la certificazione verde non servirà nel prossimo DPCM.
Dal caos normativo sul Covid alle fibrillazioni in casa Lega, l'abbiamo raccontato, lo stiamo raccontando in questi giorni. A parlare oggi è Giampaolo Gobbo, anima del Carroccio in Veneto, che dice c'è un problema di comunicazione evidente, serve ripristinare il dialogo con la base, lo dice rivolgendosi in primis ai vertici regionali del partito. Certamente un partito che cambia ragione sociale è evidente che qualche problema c'è stato, ma io credo siano comunque delle tensioni che sono comunque riconducibili al fatto che non ci si parli più e che non ci siano più, diciamo, situazioni di incontro fra le varie forze, soprattutto dalla base e dei vari vertici, diciamo, che sono nella regione e che sono al Parlamento. Non fa nomi, ma il riferimento all'attuale commissario regionale Alberto Stefani è abbastanza evidente e tutt'altro che casuale, soprattutto perché da politico di lungo corso Giampaolo Gobbo sa ben soppesare le parole. Per il padre nobile della Lega in Veneto, di cui è stato capo indiscusso tra il 98 e il 2012, nel Carroccio va recuperato il dialogo con la base, processo che la pandemia certo non ha aiutato. Io credo che ci sia stato in tutti i partiti, evidentemente, perché con questo Covid, con il fatto di non poter più avere riunioni, diciamo, in chiaro, cioè in presenza, purtroppo c'è stata questa situazione che ha creato tanti problemi, ma io lo vedo comunque in una situazione, conoscendo da sempre la Lega, che può essere benissimo ripresa e assorbita a breve termine. Operativamente significa soltanto una cosa: aprire la stagione congressuale. I congressi sono ovviamente nello statuto, ma c'è stato questo problema di Covid e quindi anche questi sono stati sospesi, per cui è ovvio che c'è anche una certa insofferenza su quelle persone che detengono oggi, diciamo, la gestione, perché evidentemente non sono state scelte ma sono state praticamente nominate. Sullo sfondo i casi del sindaco di Noventa padovana Marcello Bano e dell'europarlamentare Gian Antonio D'Arè, a rischio sanzione per aver criticato i vertici del partito, il primo per la scelta del candidato della Lega alle comunali di Padova, il secondo per aver giudicato ambiguo l'atteggiamento del leader Salvini nei confronti delle vaccinazioni. Lo stesso Gobbo ha sentito e visto l'amico D'Arè, ma attenzione, sembra dire, inutile farne una questione di dettagli. Sulla vaccinazione sono d'accordo, ma non è questo il problema, non credo sia questo il problema, è un problema politico molto più profondo. Torniamo alla cronaca, paura all'Alba Vazzola per un incendio che ha distrutto un ricovero attrezzi vicino a una abitazione. Tra le fiamme c'era anche una bombola di gas che fortunatamente non è esplosa. L'allarme è stato lanciato dalle residenti della zona poco dopo le 6. Sul posto i vigili del fuoco di Conegliano e Treviso che sono riusciti a spegnere le fiamme e i focolai. Causa del rogo potrebbe essere stato un cortocircuito all'impianto elettrico. Fortunatamente né feriti né intossicati. Presentata nel pomeriggio di oggi la denuncia della titolare dell'azienda di noleggio di scuolabus Godega di Sant'Urbano, il cui veicolo 2 giorni fa a Codogné ha perso 2 ruote improvvisamente mentre correva, e il sospetto inquietante è quello del sabotaggio. Nel punto in cui le ruote sono cadute e hanno trovato solo 2 dei 6 bulloni che, diciamo, fanno parte del kit che tiene ferma la ruota, ecco. Ha formalizzato la denuncia questo pomeriggio alla caserma dei Carabinieri di Godega di Sant'Urbano, la titolare dell'azienda di noleggio di scuolabus, che ha visto uno dei suoi automezzi perdere 2 ruote in corsa lunedì pomeriggio a Codogné. Per fortuna non ci sono stati feriti, in quanto al momento dei fatti c'era solo l'autista che aveva terminato il suo turno ed era di rientro in rimessa. Noi abbiamo in azienda come si dice, un piano di manutenzione veicoli e normalmente facciamo la manutenzione ordinaria e straordinaria qualora serva. L'episodio, che ora è in fase di accertamento da parte delle forze dell'ordine, non è nuovo alla titolare, la quale fa notare come qualche giorno fa si fosse verificato qualcosa di simile. La settimana scorsa in un altro mezzo
che era posteggiato Conegliano abbiamo trovato un cartello dove appunto ci intimavano di spostare il veicolo da quell'area di sosta. Si ipotizza che qualcuno possa aver svitato i bulloni. Non credo, non voglio neanche pensare che qualcuno possa aver fatto un dispetto. Io piuttosto magari, non so, penso che sia tipo un atto di bullismo. Ma le preoccupazioni rimangono tante, nonostante ora intervengano direttamente i carabinieri. E mi auguro soprattutto che chi magari pensa di fare una bravata oppure non lo so, un atto di bullismo in questo modo si renda conto che mette a repentaglio anche le vite di bambini o di adulti che usufruiscono di questi servizi, insomma, ecco. Indagini dei carabinieri anche su un altro fatto, le due finte epigrafi raffiguranti l'una il presidente Mattarella e l'altra il capo del governo Mario Draghi, affisse a Oderzo in questi giorni. L'Italo Repubblica di anni 150 e anche più è morta. Questa è la frase che annunciava domenica notte la morte della Repubblica in centro a Oderzo, sul volantino affisso al di fuori della bacheca di un ristorante e raffigurante l'attuale presidente della Repubblica Mattarella. Rimosso prontamente, non sono bastati alcuni giorni che martedì è comparso un nuovo volantino, questa volta raffigurante il presidente del Consiglio Mario Draghi, una falsa epigrafe che annuncia la morte della democrazia. Al momento gli inquirenti stanno verificando le immagini della videosorveglianza per capire se è possibile risalire ai responsabili. Il disagio c'è sicuramente, c'è dappertutto per mille motivi, ma non giustifica un comportamento di questo tipo, e un comportamento di questo tipo, ripeto, c'era anche prima del Covid. Gli autori di entrambi i gesti si firmano come cittadini che si battono ogni giorno per il rispetto della Costituzione e non si sottomettono al pensiero unico. E se da una parte le forze dell'ordine credono si tratti di complottisti che alimentano il vax scetticismo, episodi di questo genere non sono nuovi ad Oderzo. Il volantino che vorrebbe essere spiritoso e in realtà è offensivo, proprio ne avevano già fatti verso me e il candidato sindaco De Blasis, e io ci vedo proprio la stessa manina, lo stesso spirito e la stessa poca intelligenza. Il sindaco fa anche un appello ai suoi cittadini. Cercare di usare il cervello e, a prescindere da questa idiozia, comprendere che la situazione è difficilissima. C'è un aggiornamento sul fronte scuola, abbiamo parlato di 2093 classi con casi nella Marca trevigiana, record regionale, è un record che si aggrava ulteriormente con un totale in queste ore di 2311 classi con casi, quindi l'aggiornamento rispetto a stamane di 756 quarantene, quindi ancora più urgente la questione, il fronte delle scuole con la Marca che appunto è maglia nera in Veneto per classi con provvedimenti e quindi con il Covid, il fatto che è entrato nelle classi. È proprio lo scopo di tutelare la salute in tempi di Covid, Avis, ADMO e la Regione hanno insieme, per incentivare i buoni comportamenti, hanno realizzato un questionario. Vediamo. Parte dai donatori di Avis e ADMO la richiesta di maggiore attenzione alla salute nei luoghi di lavoro strettamente collegata in questo periodo al Covid. Ha avuto avvio da un questionario diffuso tra 325 donatori tra i 35 e i 60 anni il progetto Io Valgo 3.0, che ha come obiettivo arrivare a stilare, con il contributo di imprese, sindacati, amministrazioni pubbliche, mondo accademico e sanitario, un protocollo per incentivare le buone pratiche che possano ridurre i rischi percepiti dai lavoratori. 4 i tavoli di confronto nelle varie province, il primo dei quali partirà il 27 gennaio. Il contributo le aziende già lo stanno dando, però la percezione dei rischi è talmente alta, come si può naturalmente comprendere, che bisogna fare di più. È quello che viene chiesto a gran voce un po' da tutti i donatori e che individuano appunto, soprattutto in una opera di sensibilizzazione, l'azione che è più importante portare avanti. Superficialità, negligenza rispetto alle regole e alle normative sono il fattore di maggiore rischio per il 35% degli intervistati. Per il 32%
i luoghi di lavoro inadeguati, per un altro 27% le persone non vaccinate. Risposte frutto della maggiore sensibilità al tema salute che ha necessariamente un donatore. Importante è lo stile di vita, per cui la tutela dello stile di vita per poter essere pronti al dono, sia di sangue che di midollo, per ovviamente esercitare quella cittadinanza attiva nei confronti dei più deboli. Ma dall'altra parte ci sono molte persone che stanno seguendo delle cure oncologiche che devono essere assolutamente rispettati e devono essere attenzionati rispetto ai colleghi. Per essere donatori dobbiamo avere una sensibilità un po' diversa rispetto a uno che non lo è. Dobbiamo avere uno stato di salute molto importante, molto serio. Consideriamo quello che sta capitando anche con le morti che stanno capitando adesso nell'ambiente di lavoro. Per noi è importante sensibilizzare. Noi doniamo vita, doniamo questo, e questo vogliamo che continui ad essere il nostro obiettivo principale. Cambiamo argomento. Patria dello spionaggio è stata la Serenissima. A giugno invece toccherà a Treviso ospitare un simposio internazionale dedicato all'intelligence. Centinaia gli esperti, se volete le spie da tutto il mondo, pronte a invadere pacificamente e ovviamente senza secondi fini la nostra città. Ci saranno accademie governative e universitarie, studenti ed esperti. Sono attese circa 300 persone da tutto il mondo a Treviso per il primo simposio in Italia dedicato ai temi dell'intelligence, quello che più volgarmente viene indicato come spionaggio. In realtà un'attività essenziale per gli equilibri geopolitici. È una funzione governativa, quindi non è nulla di segreto, che forse sembra magari lontano dalla vita reale di uno Stato e dei cittadini, che si occupa quindi di raccogliere, elaborare, avere tutte quelle informazioni il più possibile in anticipo per proteggere tutti quelli che sono gli assetti di uno Stato, quindi dalle singole persone, dalle popolazioni, alle aziende, ai nostri ovviamente interessi anche all'estero e non solo nel territorio nazionale. Perché in Veneto, basta guardare alla storia, proprio la Serenissima fu la prima potenza a utilizzare in maniera strutturale agenti segreti e spie, il più noto Giacomo Casanova, ma non solo. Si è scelta Treviso perché è una località che racchiude alcuni elementi storici, ovviamente legati alla Prima Guerra Mondiale, al fatto che ci fossero molte spie, quindi la storia insomma c'è anche testimone su questo, e quindi da qui può ripartire una nuova generazione di operatori più capaci, più preparati e internazionalmente legati. Incontri e seminari saranno dislocati in tutto il centro per il mese di giugno, così da consentire alle spie dei giorni nostri di visitare la città. Una ribalta internazionale resa possibile dalla collaborazione tra IAFI e Global, associazione di intelligence, e l'École Universitaire Internationale con Fondazione Cassamerca, Comune e Provincia. La conferenza di Treviso rappresenta un modo e un'opportunità di tornare ad essere tutti insieme in presenza in questa bellissima località. Adesso le notizie dal Bellunese. E c'è l'economia in primo piano, il caro bollette. A scendere in campo oggi è Confindustria Belluno Dolomiti, che parla di stime di aumenti del 500% ed è una rabbia quella della categoria. La pandemia da 2 anni richiama scenari di guerra non solo nel linguaggio, almeno non più da quando gli aumenti incontrollati di luce e gas hanno travolto cittadini e imprese. In montagna allarme rosso, tuona la presidente di Confindustria Belluno Dolomiti Lorraine Bertone. Il suo è in uno, grido di allarme e appello al governo. È come avere il coltello alla gola dopo una pandemia, per cui o si trovano soluzioni, ma soluzioni veloci, immediate, perché alcune aziende, tante aziende, soprattutto le piccole e medie imprese, dovranno decidere cosa fare delle loro attività. L'aumento dei prezzi delle materie prime sui mercati internazionali è ampio e diffuso. Petrolio più 13% a dicembre 2021 su fine 2019, rame più 57%, cotone più 58%, oltre all'impennata abnorme del gas più 723% che si è riversata sul prezzo dell'energia elettrica. 37 miliardi previsti per le imprese nel 2022 rispetto agli 8 del 2019. Noi
auspichiamo che il governo domani prenda provvedimenti immediati e mi permetto di ricordare che le aree montane soffrono ancora di più perché per noi i rincari sono ulteriormente aggravati. E poi c'è la questione dei ristori per quelle attività ancora compromesse dall'incertezza legata alla quarta ondata della pandemia. Mi auspico, soprattutto per il mondo del turismo, che questi ristori siano continui, costanti, che vengono monitorati, perché guardate che qui le aziende chiudono e non riaprono più, questo è il vero dramma. La situazione pandemica attuale per le aziende si sta dimostrando ancor più aggressiva delle precedenti ondate. Le aziende e gli imprenditori oggi sono allo stremo, ma come sono allo stremo anche i nostri operatori, la gente, insomma non dobbiamo veramente affrontare il tema con serietà. La stessa serietà richiesta in queste ore di vigilia dell'elezione del nuovo capo dello Stato. Qui vediamo il balletto, mi permetto di dire, delle sedie. La trovo una cosa veramente vergognosa perché le risposte ci sono chiare e mi permetto di dire che queste persone che noi abbiamo eletto devono mettere le persone che il popolo vuole al Quirinale e anche al governo e mi pare molto chiaro che la gente ha già scelto. Passa di mano la storica assicuratrice Valpiave di Belluno, già controllata da Itas Mutua di Trento. La Valpiave finisce in mani tedesche. Il 91,1% delle quote saranno di proprietà di una delle maggiori assicurazioni tedesche nei rami auto e responsabilità civile, la Allgemeine Versicherung. L'operazione, della quale non è conosciuta la dimensione economica, si concluderà presumibilmente entro la prossima primavera, non appena sarà dato il via libera delle autorità antitrust italiane. La sanità adesso, perché continua ad essere complicata la situazione della mancanza di medici in provincia di Belluno. L'ultima tegola sulla organizzazione dell'azienda sanitaria bellunese è arrivata pochi giorni fa con le dimissioni del primario di radiologia, struttura che già è in sofferenza per la carenza di professionisti. L'Ulsuno ha perciò acquistato 155 turni aggiuntivi di medici radiologi per 6 mesi da Medical Line Consulting, la società di consulenza romana con la quale è già in atto un accordo per garantire la dei servizi sanitari. L'acquisto di turni aggiuntivi per un importo di 213.000 euro consente di assicurare le attività radiologiche dei presidi di Belluno, Agordo e Pieve di Cadore. Sul bollettino regionale della Regione Veneto è stato pubblicato l'avviso per la ricerca del nuovo direttore della radiologia di Belluno, che a breve sarà pubblicato in Gazzetta Ufficiale. Difficile poi anche la situazione relativa alla carenza di infermieri, sia nelle strutture pubbliche che in quelle private. Da almeno 20 anni stiamo dichiarando l'emergenza per quanto riguarda la presenza degli infermieri all'interno dei servizi. Sostenibilità e sviluppo per una salute che necessita di servizi sempre più complessi, articolati e capillari. Questa è la richiesta del presidente dell'Ordine delle Professioni Infermieristiche della provincia di Belluno e del coordinamento regionale Pais dei Mori, che denuncia la situazione della carenza di infermieri in montagna, complicata più che altrove. Il tema della salute e il diritto alla salute del cittadino è un tema estremamente sentito ed estremamente critico, perché effettivamente è molto difficile garantire gli stessi livelli di assistenza e di salute nelle diverse zone della nostra provincia. La carenza di personale infermieristico si riscontra sia nel settore pubblico che in quello privato. Negli ultimi 20 anni purtroppo abbiamo registrato, e sono dati chiaramente incontrovertibili, una sordità sia da un punto di vista della politica nazionale sia da un punto di vista delle università ai gridi d'allarme che stavamo facendo. La pandemia Covid purtroppo è stato un catalizzatore, ha velocizzato in maniera importante questa emergenza che stavamo già denunciando. Sono gli esiti della miopia politica, afferma Pais de Mori, che conferma l'attrattività della professione, che garantisce occupazione certa entro un anno dal conseguimento della laurea. Il dato più critico in questo momento è una professione che ha bisogno di avere più riconoscimento in termini anche economici. È tutto per questa edizione, vi lascio come sempre alle previsioni del tempo. Grazie per averci seguito, arrivederci. Aglio bianco Polesano DOP, oro bianco del Polesine, prezioso alleato della salute con uniche e molteplici proprietà. Scegli aglio bianco Polesano DOP. Bentrovati al meteo. Giovedì 20 gennaio, pressione atmosferica in diminuzione per l'arrivo di un veloce fronte instabile dal nord Europa che porterà qualche disturbo. Vediamo la situazione nel dettaglio.
Sul Veneto fino al primo mattino cielo in prevalenza nuvoloso. Saranno possibili deboli o debolissime precipitazioni sparse che potranno bagnare le zone di pianura. In seguito e dunque dal pomeriggio schiarite via via più ampie a partire dai rilievi fino a cielo sereno o poco nuvoloso. Temperature minime in lieve aumento in pianura ma ancora prossime o inferiori allo zero, massime sui 6-8 gradi. Spostiamoci ora sul Friuli Venezia Giulia, anche in questo caso avremo molte nubi con qualche pioggia inizialmente ma in cessazione con il passare delle ore quando sarà più soleggiato. Temperature minime tra lo 0 e i 4 gradi, massime sui 7-10 gradi. Infine diamo uno sguardo alla situazione del Trentino Alto Adige, dove sarà assolutamente soleggiato, non sono previsti fenomeni, solo qualche addensamento. Temperature minime intorno a -4, -2 gradi, massime sui 7-8 all'incirca. Dal meteo di Antenna 3 per ora è tutto, grazie per l'attenzione e arrivederci. Aglio bianco Polesano DOP, oro bianco del Polesine, prezioso alleato della salute con uniche e molteplici proprietà. Scegli aglio bianco Polesano DOP.